Abbiamo spiegato al Presidente della Repubblica che innanzitutto consideriamo un giorno di liberazione quel che è avvenuto ieri, perché con la chiusura dell'esperienza di governo berlusconiano si chiude un'epoca buia per il nostro Paese, di caduta di credibilità istituzionale, morale ed etica e politica, e che da oggi dobbiamo tutti occuparci di ricostruire la credibilità politica, il rilancio economico, l'efficienza istituzionale, e che l'Italia dei Valori intende fare la propria parte nei ruoli che i cittadini ci assegneranno alle prossime elezioni, che noi chiediamo avvengano al più presto, perché in un Paese a democrazia parlamentare i rappresentanti del popolo devono essere eletti dal popolo, e in un sistema bipolare, quando chi ha ricevuto il consenso per governare non ha più quel consenso, bisogna tornare al più presto dai cittadini per verificare quale programma, quale squadra di governo e quale coalizione sono quelli a cui essi intendono dare fiducia. Nell'emergenza che noi riteniamo si sta vivendo in queste ore, certamente diventa molto difficile avviare le procedure elettorali con i tempi tecnici che vengono richiesti senza dover rispondere all'Unione Europea. E per questo, con fiduciosa attesa, aspettiamo che il Presidente della Repubblica indichi il candidato Premier e che soprattutto questo caposquadra di questo governo tecnico ci indichi chi sono i componenti della sua squadra, che noi riteniamo non debbono essere in alcun modo coinvolti anche politici, qual è il programma che intende fare e portare avanti nell'emergenza e entro quanto tempo intende ridare in mano ai cittadini il diritto di scegliere il governo, la maggioranza parlamentare e il programma. Un governo a tempo, quindi, per rispondere alle emergenze internazionali, per ridare lustro e credibilità al nostro Paese, a cui potremo dare o non dare fiducia a seconda di quel che ci riferirà in Parlamento e a seconda della squadra che porterà avanti. Ma certamente noi vogliamo, appunto, con fiduciosa attesa, augurarci che sia un governo tecnico, qualificato, che in breve tempo rimette nelle mani dei cittadini il diritto di scegliere un governo politico e che abbia rispetto per quello 1.200.000 cittadini che hanno, attraverso il referendum, chiesto di modificare la legge elettorale. Una legge elettorale che in Parlamento deve essere modificata o che deve essere lasciata ai cittadini, attraverso il referendum, di modificarla direttamente, ma in esito al quale la parola torna e deve tornare a loro. E quindi aspettiamo, e concludo, che il Presidente incaricato, il Presidente del Consiglio incaricato ci faccia conoscere quale squadra, quale programma, in quanto tempo intende realizzare questo programma dell'emergenza e quanto intende rimettere nelle mani dei cittadini il diritto democratico di scegliersi il proprio governo, e da lì poter decidere che grado di fiducia potergli assegnare. Ed è in questa fiduciosa attesa che noi abbiamo messo nelle mani del Presidente della Repubblica, che abbiamo ringraziato e che ringraziamo ancora, i suoi alti uffici. La squadra, il programma, l'impegno dei gruppi parlamentari a fare una legge elettorale o comunque in esito al referendum di rimettere tutto nelle mani dei cittadini. E ci auguriamo e vogliamo che questo governo ci riesca, e noi faremo in modo che i provvedimenti che intende emanare siano provvedimenti che questa volta
mettono in condizione di avere maggiore equità, sia in termini di chi deve pagare il conto, sia in termini di chi deve usufruirne dei servizi e dei benefici che lo Stato deve dare. Quindi, per definizione, su questo il Capo dello Stato ci ha dato ragione. Il nostro parere non possiamo che esprimerlo in sede di voto di fiducia, dopo aver preso atto della composizione del governo, del programma e della tempistica. Ma è ovvio che il nostro lavoro sarà impegnato affinché questo si realizzi positivamente. Noi dell'Italia dei Valori abbiamo supplicato il Capo dello Stato affinché spieghi bene anche al Presidente del Consiglio incaricato che noi riteniamo che la legge elettorale si può fare in 2 giorni, se un Parlamento responsabile lo voglia fare. Ma questo Parlamento sappiamo che è composto dagli stessi componenti composti in questi 3 anni, che non l'hanno fatto, tanto da aver indotto 1.200.000 cittadini a promuovere il referendum. Quindi per noi il referendum che abbiamo promosso e di cui siamo tra i promotori, un gruppo molto attento e operativo, quel referendum rappresenta evidentemente, diciamo così, il punto d'arrivo oltre il quale non si può andare. Ma noi ci auguriamo che il tutto possa avvenire molto prima, sia con riferimento alla legge elettorale, sia con riferimento a quei provvedimenti di emergenza per cui nasce questo governo tecnico. Perché non è che noi possiamo morire di formulette nel mentre i mercati internazionali e l'Unione Europea ci allontani dalla realtà europea, dalla realtà di un paese occidentale di cui bisogna ricostruire dalle fondamenta la credibilità.